Fa parte del comitato organizzatore di questa Water Polo Sardinia Cup 2024, ma è anche il presidente dell'Alguer Sport, padrona di casa di questo impianto natatorio. Lorenzo Zicconi, intanto complimenti, lo diciamo a margine di una manifestazione che è arrivata appena alla seconda giornata ma che ha riscosso già un grandissimo successo, soprattutto per quanto riguarda quello che siete riusciti a mettere in vasca, chiamiamolo proprio così, nel gergo della pallanuoto. Il presidente nazionale della FIN, Paolo Barelli, ha speso grandi parole. C'è da migliorare, c'è da finire, perché? Perché potrebbe diventare Alghero realmente un polo importantissimo per quanto riguarda la nazionale. Ma intanto noi algheresi la pallanuoto ce l'abbiamo nel sangue. Io ho iniziato la mia carriera agonistica nel 1960, ci allenavamo al Porto e i primi anni eravamo anche competitivi. Poi hanno costruito le piscine e purtroppo i nostri amministratori non sono riusciti a tenere il passo di Cagliari e anche di Sassari, quindi la pallanuoto da noi è scomparsa per mancanza di impianti e abbiamo un po' sopperito con il privato, con le iniziative private, perché nel 90 ho costruito assieme ad altri soci un albergo con una piscina di 25 metri e lì abbiamo iniziato per l'attività agonistica, però solo del nuoto. La pallanuoto ci manca molto, è sempre stato un sogno realizzare un torneo del genere, questo sogno si è avverato, la città sta rispondendo ed eravamo sicuri. Rimettere in moto l'impianto non è stato semplice, però io, Danilo e tutto lo staff con la passione e la competenza ci siamo riusciti e siamo grati alle istituzioni che ci hanno anche supportato. Adesso aspettiamo domani per il gran finale e per adesso insomma complimenti. Grazie, complimenti, speriamo che l'Italia vinca e buona pallanuoto a tutti.